Sì, noi adesso stiamo discutendo, stiamo valutando la possibilità di spostare il festival in parcheggio con tutti ovviamente i problemi connessi. E questo appunto è un tentativo, comunque un ennesimo tentativo di distensione anche da parte del collettivo ZTL, a prescindere poi dalle scelte del tavolo di progettazione partecipata. Siamo anche consapevoli del fatto che non è il Gran Festival il problema al centro della discussione, ma la questione sta nella volontà di risoluzione da parte del Comune della problematica degli spazi da un lato e poi ovviamente anche del riconoscimento delle istanze del lavoro che ZTL Wake Up ha fatto in questi 3 anni in città. Intanto noi ci siamo riuniti oggi per ribadire che i facilitatori hanno rassegnato le dimissioni non perché il ZTL Wake Up ha organizzato il Gran Festival, bensì per la mancata sottoscrizione della convenzione di incarico tra UAV e Comune di Treviso. Primo punto. Secondo punto che teniamo a specificare che l'organizzazione di eventi sperimentali temporanei all'interno dello spazio era già contemplata all'interno dei documenti stilati il 21 febbraio con l'OST e all'interno stesso della convenzione non firmata, non sottoscritta tra UAV e Comune di Treviso. Quindi era auspicabile l'uso sperimentale dello spazio ai fini della progettazione partecipata, ai fini di verificare alcune potenzialità e vocazioni dell'area. Voi temete che un eventuale blocco del festival possa inficiare il lavoro fatto in questo periodo? Certo, noi come organizzazione, come gruppo di lavoro della progettazione partecipata siamo qui per cercare di tenere il timone della barca dritta, cercare di smorzare tutte quelle che sono diciamo, le rivalità in campo, anche perché quello era il ruolo di facilitatori, quello di assorbire tutte le esigenze sociali, le esigenze dei gruppi, delle associazioni coinvolte che hanno lavorato per 2 mesi al fine di portare questo spazio a essere riconfigurato all'interno della città di Treviso. Quali sono le inadempienze che imputate al Comune rispetto a quelli che erano i presupposti? Ma non si parla di inadempienze, si parla di una richiesta di chiarezza, cioè a fronte della mancanza di un facilitatore, capite che il facilitatore è la persona che ha studiato, che ha lavorato da anni per cercare di portare al proprio interno, all'interno del gruppo, più associazioni possibili affinché si riconfiguri questo spazio non più come buco nero nella città, ma come spazio riutilizzato e socialmente a livello sostenibile, a livello di riutilizzo compatibile anche con il quartiere. Se manca questa figura di riferimento e manca una chiarezza di relazioni tra comune e facilitatore, viene meno intanto come dire, il ruolo del gruppo di progettazione e quindi della progettazione in sé.